lavoratore, era instancabile, non stava mai a casa, noi abbiamo buoni tenerlo a casa. Alessandro Rigon ricorda così il padre, sono le uniche parole che riesce a pronunciare travolto dal dolore. Nonostante fossi in pensione, Adriano Rigon non riusciva ad abbandonare il lavoro di una vita che aveva sempre amato e così era andato lui personalmente a fare un sopralluogo nella ditta Zago a Campo San Martino. L'incidente attorno alle 11, il 65enne di Curtarolo, titolare di una ditta di impianti elettrici insieme al figlio Alessandro, era salito sul tetto del capannone di via Indipendenza. All'improvviso però qualcosa ha ceduto e Adriano Rigon è precipitato da un'altezza di 7 metri. Immediati soccorsi e l'arrivo dei medici del 118, ma per il 65enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal per i rilievi e per chiarire la dinamica dell'ennesimo infortunio mortale sul lavoro avvenuto nella nostra provincia. Queste cadute dall'alto continuano a ripetersi, si ripetono sempre gli stessi tipi di infortuni. Noi stiamo lavorando a tutto campo, anche con la Regione, un protocollo che stiamo aspettando che venga approvato, ma di protocolli non si va avanti. Dico sempre ai lavoratori, se vi vedete in pericolo, fermatevi, altrimenti non si riesce a risolvere il problema. Abbiamo iniziato l'anno con una brutta notizia, ma non dobbiamo mollare, dobbiamo insieme debellare questi infortuni sul lavoro. Adriano Rigon era esperto, cosa sia accaduto verrà chiarito dalle indagini. Il 65enne era molto conosciuto e ben voluto, un grande lavoratore, lo ricorda l'amico consigliere regionale Luciano Sandonà, suo compaesano, una persona buona e disponibile, così invece lo dipinge il sindaco di Campodoro Gianfranco Vezzaro, con cui Rigon aveva condiviso la passione per la caccia, essendo stato lui in passato presidente di un'associazione venatoria di Curtarolo. Rigon lascia nel dolore la moglie e 4 figli.